Daniele Franzella, oggi qui alle Fabbriche Chiaramontane per inaugurare la mostra monumentale, una narrazione, un itinerario che conduce verso una terra inesplorata. Ecco, ci parli meglio delle sue opere e le sue fonti di ispirazione. Monumentale, dal titolo sicuramente un po' pretenzioso, ma in realtà l'obiettivo era proprio ridimensionare i valori e le idee che abbiamo rispetto a tantissimi concetti come quello dell'onore, della protezione, del conflitto, e quindi è un esercizio di appunto contrazione e, come dicevo poco fa, di ridimensionamento di tantissimi concetti. La mostra è un unico racconto che raccoglie tantissimi oggetti, tante sculture che parlano più o meno della stessa cosa, dal fregio decorativo delle medaglie all'asino che abbiamo qui dietro, o agli esercizi ginnici dai quali affiorano simboli e immagini appunto che vengono da altri ambiti, da quello religioso, da quello politico. È una mostra ambiziosa, in un certo senso raccoglie diversi linguaggi, c'è il linguaggio plastico, il linguaggio fotografico, abbiamo l'installazione, l'audio, un inno accompagna appunto l'osservatore dentro appunto queste sale e l'inno echeggia missioni o ambizioni forse tradite, forse mai avvenute. Una nuova interessante iniziativa qui alle Fabbriche Chiaramontane, una esposizione di Daniele Franzella. Daniele Franzella è stato il vincitore del primo premio FAM Giovani per le Arti Visive, un premio che abbiamo istituito alcuni anni fa e che è rivolto, tuttora siamo stati alla seconda edizione, non tanto alla valorizzazione ma quanto a stringere l'obiettivo sui giovani talenti siciliani, ma comunque attivi in tutto il pianeta. Franzella vinse il primo premio, andò a Düsseldorf a fare una residenza d'artista, lì comunque studiò, approfondì la sua arte, ma non produsse più. Ha riniziato la produzione 6 mesi fa, circa un anno fa, tutto in funzione di questa mostra. Questa mostra, come l'artista ha già detto, è una lunga narrazione di un universo parallelo, probabile e improbabile, una sorta di riconciliazione dell'artista, ma quindi anche dell'uomo, con tutto il nostro Novecento. Una mostra bella, una mostra però che va raccontata, e quindi l'invito a visitarla non è soltanto quella di fare un giro fra le opere, ma di soffermarsi, utilizzare anche il personale di sala o l'artista stesso che inviteremo per raccontarla, e allo stesso tempo fare proprio il catalogo, che è un vero e proprio libro d'artista. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 22, tranne il lunedì, fino alla seconda metà del mese di settembre.